governo, dopo un vertice Salvini-Di Maio, la richiesta al capo dello Stato Mattarella di concedere altre 24 ore di tempo, sempre più vicino un accordo Lega-Movimento 5 Stelle con l'incognita Forza Italia. Funzionario dell'Agenzia delle Entrate agli arresti domiciliari con l'accusa di aver intascato bustarelle da un commercialista di Chioggia per far pagare meno tasse ai suoi clienti e ammorbidire i controlli. Eccezionale grandinata ieri sera a Valle di Cadore, ingenti danni, caduto un muro sulla ciclabile della Vallesina, a rischio la stagione estiva. La procura di Udine ha chiuso l'indagine su Emanuela Petrillo, l'assistente sociosanitaria accusata di non aver effettuato i vaccini su migliaia di bimbi in Friuli e nella Marca. Si profila il processo. Maxi sequestro della Guardia di Finanza ad un ambulante del mercato di Schio, risultato essere la testa di legno di una società con sede a Rimini, sigilli ad una villa con piscina e 2 immobili di pregio. Un lago artificiale degradato e pericoloso, le segnalazioni dei cittadini ci portano a 2 passi dal futuro ospedale di Padova Est in un cantiere abbandonato da anni. Salmerie di Vittorio Veneto in partenza per l'adunata nazionale di Trento, domenica aspireranno anche i 5 muli del reparto, grande assente l'ultimo mulo alpino, Iroso. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3, in primo piano la formazione del nuovo governo con l'accelerazione dell'ultimo minuto verso la creazione di un nuovo appunto esecutivo. Dopo l'incontro tra il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio e del leghista Matteo Salvini, la richiesta al capo dello Stato Mattarella perché conceda altre 24 ore per approfondire le trattative e vedere se sia possibile la nascita di un nuovo governo politico. Proroga concessa dal Colle, tra le varie ipotesi torna quella di affidare la guida del nuovo governo al leghista Giancarlo Giorgetti, numero 2 del Carroccio. Segnali di accordo vicino da parte dei 2 leader, anche se resta l'incognita Forza Italia e del ruolo che il partito di Berlusconi avrà nell'eventuale esecutivo targato Lega 5 Stelle, decisive dunque le prossime 24 ore. E adesso la cronaca, un funzionario dell'Agenzia delle Entrate è finito ai domiciliari, ad incastrarlo il suo corruttore, un commercialista 63enne di Chioggia che gli rifilava bustarelle in cambio di favori. Arrestato per corruzione un funzionario dell'Agenzia delle Entrate di Venezia. Il dirigente, di 55 anni, si trova ai domiciliari nella sua casa di Mestre. È accusato di aver percepito diverse bustarelle da un commercialista 63enne di Chioggia per consentirgli di far pagare meno imposte ai suoi clienti in fase di dichiarazione dei redditi, in particolare a un imprenditore del settore ittico sempre di Chioggia. Bustarelle di 8.000 euro per avvisarlo che di lì a breve sarebbe stato soggetto di controlli da parte della finanza e di altri 5.000 euro per ridurre sanzioni a vario titolo, oltre a cene e pranzi pagati sempre in cambio di favori. Nei confronti del 55enne sembra anche essere in corso il provvedimento di licenziamento da parte della stessa Agenzia delle Entrate. Sono tuttora in corso perquisizioni nell'abitazione e nell'ufficio del funzionario. L'indagine diretta dalla Procura di Venezia costituisce la prosecuzione dell'inchiesta del giugno dell'anno scorso, quando nel 2017 sono stati imputati per corruzione diversi imprenditori, commercialisti e pubblici ufficiali. Maxi sequestro della Guardia di Finanza ad un ambulante del mercato di Schio, risultato essere la testa di legno di una società con sede a San Marino. Ambulante di giorno in uno dei mercati dell'Alto Vicentino, conosciutissimo in paese da chi quotidianamente va a comprare alle bancarelle. Di notte evidentemente facoltoso imprenditore, perché era riuscito ad acquistare una villa con piscina a Riccione e 2 immobili di pregio a Schio. Le Fiamme Gialle hanno voluto vederci chiaro e hanno scoperto attraverso mesi di verifiche e controlli in un'operazione denominata Freezer che l'uomo era soltanto la testa di legno di una società con sede a San Marino che operava sul territorio italiano nella vendita di climatizzatori con agenti senza però assolvere agli obblighi tributari previsti. L'uomo ne era rappresentante legale, eppure ai finanzieri non era riuscito a fornire alcuna documentazione che ne attestasse il ruolo. Le Fiamme Gialle, su mandato della Procura, hanno provveduto a sequestrargli la villa e tutti gli immobili per un valore di oltre 300.000 euro.
La gestione servizi pubblici informa che a Taibona Gordino, nelle località Ronc de Buos e Nogarola, e alla Valle Agordina, nelle frazioni di Ronche, Ronchette, Noac, Le Campe e Cancellare, l'acqua erogata dall'acquedotto non è potabile e può essere usata per scopi alimentari solo dopo bollitura. Per informazioni è disponibile il servizio clienti. Ed ora il caso di Emanuela Petrillo, l'assistente sociosanitaria accusata di aver finto di vaccinare migliaia di bambini tra Treviso e il Friuli. La procura di Udine ha chiuso l'indagine. Peculato, omissione dati d'ufficio e falsità ideologica per aver finto di effettuare le vaccinazioni su migliaia di bambini, prima nel distretto sanitario di Codroi, poi in provincia di Udine, poi all'ULSS 2 di Treviso. La procura di Udine ha chiuso l'indagine per Emanuela Petrillo, l'assistente sociosanitaria finita nella bufera per le presunte false vaccinazioni. Si profila il processo. Aspettiamo l'udienza preliminare, ha commentato il legale della donna Paolo Salandin, che nel frattempo depositerà un'istanza per incompatibilità ambientale, chiedendo quindi lo spostamento del processo in una sede più serena, quindi probabilmente fuori dalle due regioni, Veneto e Friuli, coinvolte nella vicenda. In una sede che non è stata oggetto di queste migliaia di vaccinazioni, quindi migliaia di persone che hanno fatto pressione, fanno pressione, possono fare pressione su un processo del genere. Quindi noi chiediamo una sede neutrale dove sostanzialmente la Petrillo non ha operato, in modo che ci sia serenità poi di giudizio. Gli esiti delle analisi effettuate dai periti del Tribunale di Udine hanno confermato le accuse nei confronti dell'assistente sociosanitaria trevigiana, visto che dei bimbi vaccinati da Emanuela Petrillo solo una minima parte, dal 10 al 15,5%, risulta effettivamente immune. Soddisfazione da parte di Fabio Crea, legale dell'ULSS 2 della Marca trevigiana, che ritiene infondata la richiesta di spostare il processo a Bologna per incompatibilità. Non mi pare che ci sia stato fino ad oggi sul territorio di Udine un atteggiamento anche da parte della stampa tale da condizionare la serenità o l'imparzialità di giudizio. Cosa dovremmo dire allora per quanto riguarda i processi per esempio di Veneto Banca o di Banca Popolare di Vicenza, dove sicuramente le persone offese sono un numero notevolmente maggiore e sicuramente i danni sono stati sicuramente maggiori rispetto a quelli che si paventano in questo procedimento penale. Il Comune di Venezia torna ad affrontare la questione dei take-away in vista della stagione estiva, con l'inevitabile aumento dei turisti in città che comprano il cibo, lo mangiano dove capita e poi riempiono i cestini, che a questo punto andrebbero raddoppiati. E così la Giunta ha approvato un testo in accordo con la Regione in cui si stabilisce uno stop di 3 anni alle nuove aperture di attività che propongano cibo da asporto e regole ferree per chi già conduce un negozio di questo tipo. Si tratta di un passo avanti che dovrebbe avvicinare le direttive dell'UNESCO. Nello specifico, per i take-away già operanti vigerà l'obbligo di disporre di cestini per i rifiuti all'esterno, nonché raccogliere la spazzatura lasciata al di fuori dei propri negozi. Ma provvedimenti ci saranno anche in materia di igiene, con la probabile unificazione delle regole del centro storico e della terraferma. I provvedimenti igienici quindi potrebbero portare con sé l'obbligo per le varie attività di disporre di un bagno e di avere determinate altezze e dimensioni minime nei locali. Cyberbullismo e danni da internet. Entro l'anno verrà aperto uno sportello digitale per tutelare chi viene danneggiato dal web. Sarà una sorta di pronto soccorso contro gli abusi di internet. Se mai stato vittima del cyberbullismo o protagonista anche inconsapevole di scambio di immagini a scopo sessuale in internet, il web ti ha mai causato danni, in particolare alla tua persona e alla tua privacy? Questi alcuni degli oltre 2000 quesiti posti agli studenti di oltre 50 istituti del Veneto, progetto regionale rientrante nell'uso responsabile di internet e a tutela di adulti e ragazzi minorenni compresi che navigano quotidianamente. Piano che con il Corecom Veneto e l'Università degli Studi di Padova mira ad aprire entro la fine dell'anno uno sportello digitale rivolto a chiunque per segnalare abusi e danni del web.
un cittadino, un ragazzo, anche un adulto che si senta toccato o appunto in qualche maniera vittima dell'utilizzo improprio di social network o di situazioni appunto che riguardano computer o quant'altro, può rivolgersi per trovare un punto d'ascolto, ma soprattutto chi può indirizzarlo per risolvere il problema. Interventi mirati nelle scuole dal prossimo anno scolastico, con corsi di formazione per insegnanti, genitori e studenti stessi, grazie ai fondi dell'Agicom. Quindi come possiamo intervenire per rimuoverla, a chi dobbiamo rivolgerci, quali sono le operazioni per farlo nel minor tempo possibile. Diciamo che un ente pubblico che ha questa capacità di intervento può essere risolutivo per tante cose, insomma. Dal prossimo 22 maggio i risultati dell'inchiesta con le risposte degli studenti, a giorni la firma del protocollo d'intesa per le azioni di intervento. Torniamo alla cronaca, ci spostiamo nel Vicentino, protagonisti dell'indagine, un noto ristorante di pesce di Marano Vicentino e un'organizzazione alle sue spalle che comprava attrezzatura da ristorazione con assegni scoperti. Marano Vicentino. Un'organizzazione a tutti gli effetti formata da italiani e albanesi che aveva aperto conti con cifre irrisorie sul territorio solo per ottenere libretti di assegno con i quali comprare pesce e attrezzature per la ristorazione da rivendere in nero. Assegni scoperti con cui hanno truffato in pochi mesi fino a 42 fornitori, i quali venivano poi gentilmente invitati a non fare denuncia dietro pesanti intimidazioni. Nell'operazione sono stati coinvolti i carabinieri di Vicenza, Schio, Valdagno e Tiene. Alle spalle dell'organizzazione c'era un ristorante di pesci di Marano che da subito aveva insospettito i carabinieri per le ordinazioni di pesce troppo sproporzionate per un mercato come quello di un ristorante di provincia. Ora gli 8 sono tutti indagati a vario titolo per associazione delinquere pluriaggravata, truffa aggravata e continuata, furto aggravato, insolvenza fraudolenta, appropriazione indebita e ricettazione. E adesso l'intensa grandinata che ieri ha colpito Valle di Cadore nel Bellunese, danni ingenti soprattutto per la pista ciclabile di Vallesina, stagione turistica estiva a rischio. Nel pomeriggio secondo sopralluogo, dopo quello di stamane del sindaco di Valle di Cadore, Marianna Ofere, e del personale di ANAS per valutare i danni causati dalla violenta grandinata che ieri ha interessato il comune e le frazioni vicine. Principalmente abbiamo subito dei danni su dei muri lungo la pista ciclabile sopra l'abitato di Vallesina ed è forse quello il danno che più ci preoccupa. Altri muri su altre strade o altri eventi franosi si sono conseguentemente messi in movimento e abbiamo subito dei danni agli impianti sportivi siti in Pian de Val. Una grandinata così violenta e per così tanti minuti non si era mai vista in montagna. Io definirei pazzesco, io ho 37 anni e non avevo mai visto una cosa del genere, non tanto per l'intensità, perché in montagna può capitare che una tempestata di grandine duri 5-6 minuti, ma ieri è durata mezz'ora, non finiva più e la grandine otturava poi i tombini, quindi l'acqua anche sulla statale non riusciva a defluire, scendeva lungo i pendii davanti alle porte delle case. Alla fine le strade sembravano ricoperte di neve, in realtà erano quasi 20 centimetri di grandine. Siamo usciti con i mezzi per la neve per liberare, quindi veramente una situazione surreale. E adesso si deve fare i conti con i danni pesantissimi, soprattutto quelli alla pista ciclabile di Vallesina, che rientra nella Via delle Dolomiti, diventata negli anni un'attrattiva turistica per gli appassionati non solo italiani ma anche tedeschi e americani. Pensare anche solo di non riuscire ad aprirla perché non ci dà sicurezza durante l'estate potrebbe essere veramente un grosso problema. Questo ci preoccupa per tutti gli operatori della zona e per anche gli operatori della regione. Problemi con i mezzi di soccorso in dotazione ai Vigili del Fuoco di Padova e per la quarta volta quest'anno viene dichiarato lo stato di agitazione. Attualmente la macchina migliore in dotazione ai Vigili del Fuoco di Padova è un'autopompa della fine degli anni 90 prestata dal distaccamento volontario di Tiene, che è stata assegnata come primo mezzo di soccorso. Ad Abano Terme è stata invece assegnata un'autopompa della metà degli anni 80 proveniente dal comando di Verona, che peraltro i Vigili del Fuoco scaligeri credevano demolita. La denuncia all'ennesima sulle difficili condizioni in cui sono chiamati ad operare i Vigili del Fuoco di Padova e del coordinamento provinciale dell'Unione Sindacale di Base della
categoria ed è seguita dalla dichiarazione dello stato d'agitazione, il quarto quest'anno dopo quelli per la scarsità di personale. L'USB comunica anche che in questi giorni diversi automezzi adibiti al soccorso non hanno passato la verifica periodica e sono stati scartati e resi inoperativi a causa dell'evidente vetustà e della non corrispondenza agli standard imposti dalla revisione. Fortuna vuole, commenta il sindacato, che fossero presenti a Padova per la periodica revisione anche automezzi provenienti da altri comandi che sono stati per così dire requisiti per consentire al comando di Padova di continuare a prestare il servizio di soccorso. Restiamo nella città del Santo, dove sono 41 i rifugiati impiegati nel volontariato. 20 stanno operando nei cimiteri, a partire da quello Maggiore, dove le condizioni meteo hanno creato un'emergenza legata allo sfalcio e alla manutenzione delle aree verdi. Giovani uomini e giovani donne sono i rifugiati impiegati come volontari in attività del comune di Padova. Il cimitero Maggiore, il loro primo impegno, racconta l'assessore Francesca Benciolini. Si tratta di un'azione di volontariato definita dentro questo protocollo che mette insieme anche il sindacato, oltre che il prefetto, che il comune, e l'obiettivo è proprio quello di far sì che la città sia sempre più integrata, non ci sono pezzi di città separati. Non solo al cimitero Maggiore, i rifugiati saranno impegnati in tutti i campisanti della città. Sono partiti con un corso di formazione sulla sicurezza e su quelle che sono l'operatività che dovranno avere, e si occuperanno in particolare dello sfalcio del verde. Ed eccoli questi giovani senegalesi, nigeriani, ivoriani. Mi piace lavorare qui, mi piace. Il volontariato viene visto come una partenza, il lavoro che cercano, confessano questi due giovani senegalesi, è un altro. Possiamo aiutare noi in futuro. Anche noi abbiamo bisogno che la cooperativa aiuti noi di trovare il lavoro come noi siamo i giovani. Possiamo imparare qualcosa per il futuro. Come meccanico, saldatore, altri lavori di mestieri. Mi piace fare qualcosa per la comune, per fare capire altri italiani che non siamo cattivi. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta con l'edizione del Veneto. Le segnalazioni dei cittadini ci portano a 2 passi dal futuro ospedale di Padova Est per vedere le condizioni di un lago artificiale degradato e pericoloso. Un cantiere abbandonato trasformato in lago, degrado e pericolo. È la situazione a Padova Est, sotto il cavalcavia, il cosiddetto Ponte Darwin, e a poca distanza dalle aree del nuovo ospedale. Qui da anni si è formato un vero e proprio lago, che le varie amministrazioni hanno via via promesso di bonificare, prosciugare e riqualificare. E invece il lago è ancora lì, circondato da erbacce e rifiuti. Una situazione assurda. L'area è privata, d'accordo, ma il degrado è un brutto biglietto da visita per questa trafficatissima porta d'ingresso alla città. È un'area degradata che sicuramente andrebbe riqualificata, perlomeno sfalciare l'erba, mettere in sicurezza la recinzione. Adesso è aperta, quindi quest'area va senz'altro messa anzitutto in sicurezza. Dopodiché bisogna ripensare al tipo di funzionamento che si vuole dare a questo tipo di area. A preoccupare anche il pericolo. Il lago è profondo parecchi metri e largo almeno un centinaio. Tra un mucchio di rifiuti e una recinzione divelta c'è addirittura un cancello completamente aperto. Sono i cancelli aperti in questo laghetto artificiale, che è un invaso praticamente da un cantiere allagato e abbandonato. Ci sono metri di profondità, per cui le persone che possono entrare accidentalmente possono scivolare in acqua e rischiare l'annegamento. C'è addirittura un cartello che dice che c'è un pericolo di annegamento. All'amministrazione Giordani il compito di ripulire e bonificare il lago, perché Padova Est torni ad essere una porta d'accesso alla città pulita e presentabile. E adesso la Dunata Nazionale degli Alpini in scena a Trento, in partenza tra domani e venerdì anche il reparto Salmerie di Vittorio Veneto con i suoi muli. A Trento però non ci sarà il vecchio, l'ultimo mulo alpino iroso.
A Trento, alla Dunata delle Penne Nere numero 91, non potrà mancare il reparto Salmerie di Vittorio Veneto con i suoi muli. La macchina organizzativa è già in moto. Domani alle 7 la partenza dei primi 7 uomini. I primi cominceranno già a partire alle 8 domani mattina verso Trento, perché allestiranno lì i recinti per i muli e gli attendamenti e quindi quanto tutto serve per la logistica. Mentre i muli insieme con gli altri partiranno invece nella mattinata di venerdì. 5 i muli che arriveranno a Trento, gli stessi che sfilarono l'anno scorso a Treviso. Mancherà la grande star della Dunata del Piave 2017, l'ultimo mulo alpino, Iroso. Ovviamente non ci sarà il buon Iroso perché l'età anagrafica è quella che è, ha 39 anni e portarlo a Treviso è già stato per noi un bel successo. Però fargli fare questa strada fino a Trento per lui è troppo pesante. Probabilmente grandi e piccini potranno vedere ancora una volta il Vecio Iroso a giugno in occasione del raduno Triveneto a Vittorio Veneto, ma solo se le condizioni meteorologiche lo permetteranno e se arriverà il nulla osta del veterinario. Intanto le salmerie si preparano alla Dunata di Trento e allo sfilamento di domenica, ma venerdì saranno protagoniste di un altro momento. Alpini e muli cammineranno fino a Villassano, paesino a 7 km da Trento, dove si esibirà il coro Ana di Vittorio e dove soprattutto il reparto vivrà un incontro emozionante. È un incontro inaspettato, nel senso che c'è giunta voce che c'era questa possibilità di far incontrare i muli a un reduce di Russia, trentino, che abita proprio nella zona in cui noi siamo accampati, quindi abbiamo pensato di fare cosa gradita andando verso la sua casa, la sua abitazione e fermarsi proprio da lui. Colpo di scena per lo scrittore di montagna Mauro Corona, siamo abituati a vederlo con un determinato abbigliamento e invece ieri sera in TV si è presentato così, guardate. Oddio, che è successo? Che è successo qua? Un'altra persona, bel Fagoro, altro che... Come ti ha conciato Corona? Signora, ogni volta mi fa gli appunti perché vesto sempre lo stesso abito, la stesso straccio, la bandana, adesso sono qui per conquistarla, guardi come mi sono vinta. Faccia un po' vedere bene perché qua... è migliorato, Dobbiamo dire che è nettamente migliorato. Metta via nelle teche Rai questa giacca e questo agghindamento perché nessuno mi vedrà più così. L'avevo serbato per il Nobel, quest'anno che lo vincevo non lo assegnano e quindi mi sono presentato a lei così, ma mettete via nelle teche Rai questa faccenda. Vi ricordo l'appuntamento con 20:10, si parlerà del nuovo governo, il titolo è "Gli imprenditori non aspettano", perché anche gli imprenditori guardano alla formazione del nuovo governo. Ospite in studio Luigi Susin e Nicola Mazzonetto, direttore Confservizi Veneto. Dal Veneto è davvero tutto, vi lascio le previsioni meteo, grazie per l'attenzione e buona serata. Imperdibile offerta da Fresco e Vario. Lunedì 14 e martedì 15 maggio sconto 20% su tutti i prodotti. Ben ritrovati al meteo. Tempo inizialmente buono, poi qualche disturbo sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto bel tempo al mattino con ampio soleggiamento e con il cielo che si presenterà al massimo poco nuvoloso. Col passare delle ore più nubi sul Bellunese anche con qualche piovasco associato, sempre buono altrove. Temperature in lieve aumento, minime comprese tra 12 e 17 gradi, valori massimi tra 21 e 25 gradi. Situazione del tutto simile sul Friuli Venezia Giulia, dove anche qui al mattino sarà soleggiato su tutti i settori. Dal pomeriggio qualche addensamento potrà verificarsi sui settori alpini in genere, anche con occasionali rovesci associati. Temperature minime tra 14 e 16 gradi, valori massimi compresi invece tra 22 e 25 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige.
Tanto sole nella prima parte della giornata, ma dal pomeriggio aumenteranno le nubi un po' ovunque sulla nostra regione, anche con qualche temporale a carattere sparso, più spazi soleggiati sui settori di confine. Temperature minime tra 12 e 13 gradi, valori massimi sui 25 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Imperdibile offerta da Fresco e Vario. Lunedì 14 e martedì 15 maggio sconto 20% su tutti i prodotti.